la Lazio per riprendere da dove ha lasciato, ovvero dagli ultimi minuti di Molfetta. Il Bitotto invece per imporre ancora una volta la propria egemonia. Amici del futsal, buon pomeriggio e benvenuti al Palatorrino. Si apre con Lazio Bitonto la terza giornata di Serie A. E allora diamo subito i convocati per quanto riguarda la Lazio di Chilelli: Luzzi e Pepe, i due portieri, Pantano, Colucci, Conticelli, Siclari, Barca, Pasqual, Gurrieri, Iochisalo, Coratella e Vanessa. Per quanto riguarda invece il Bitonto di Marzuoli, Giozzi e Sesti, i due portieri, Tampa, Nicoletti, Diana, Renatigna, Lusileia, Pezzolla, Abbadessa, Grieco, Di Vincenzo e Mansueto. I due arbitri sono Michele De Sogus di Cagliari e Antonella Manca di Sassari. Il cronometrista invece è Angelo Bottini di Roma 1. Cronometro ancora non funzionante qui al Palatorrino. Si è rotto ieri sera poco prima del derby maschile tra Lazio e Roma e oggi ancora non è funzionante, quindi l'arbitro sarà costretto a vedere il cronometro ed il tempo esclusivamente dal proprio display. La Lazio che viene dalla prima vittoria in campionato contro il Cagliari per 3-0, poi settimana scorsa ha pareggiato a Molfetta 1-1 nei minuti finali con Siclari. Il Bitonto invece ha vinto la partita inaugurale 4-0 contro il Molfetta nel segno di Grieco, la doppietta di Lusileia e la rete di Renatigna. Poi nel secondo turno invece ha riposato Lazio, che invece riposerà il prossimo turno, appunto la prossima settimana, mentre invece il Bitonto sarà impegnato in casa contro l'Atletico Foligno. Squadre che entrano in campo ricordiamo il Bitonto campione in carica nazionale degli ultimi 2 anni. Quest'anno ha iniziato benissimo la squadra di Marzuoli, appunto con la vittoria nella prima partita contro il Molfetta per 4-0. Si aspetta solo il fischio d'inizio con la Lazio che toccherà il primo pallone di questo pomeriggio. Tutto pronto quindi al Palatorrino, sarà Pasqual a toccare il primo pallone di Lazio Bitonto. Barca, Siclari, subito a cercare Iochisalo, irraggiungibile il pallone per la finlandese. La Lazio ora si risistema all'indietro. Josi subito in avanti per il colpo di testa di Lusileia. Bravissima Pepe a dirgli di no. Riparte la Lazio. Pasqual, intervento decisivo di Diana in chiusura. Rimessa Lazio. Barca per Siclari, non trova un corridoio giusto, la numero 5. Ora bravissima qui Iochisalo in copertura su Tampa. Gioco spezzettato in questi primissimi secondi. Già terza rimessa laterale in questo pomeriggio. Josi esce dalla propria area e va a giocare il pallone oltre la metà campo. Pensa al tiro che arriva, l'ha toccata Pepe, forse il pallone sarebbe uscito lo stesso. Pepe comunque ci ha messo la mano ed ha concesso il primo corner di questo pomeriggio. Renatigna non fa girare il pallone quanto basta per bucare Pepe. Rimessa dal fondo Lazio. Esce Pasqual, entra Conticelli, ora il lancio è per lei. Qui rischia l'autogol il Bitonto sulla disattenzione di Diana. Primo corner
del match anche per la Lazio. Ora torna subito in campo Pasqual al posto di Conticelli. Siclari batte corto per Iochisalo, non riesce a girare il pallone sul secondo palo. Josi, possesso Bitonto. Tampa prende il largo su Siclari, poi taglia tutto il campo. Splendida Pepe a sventare la minaccia. Possesso ancora per la squadra ospite. Josi, qui Iochisalo con esperienza va a rubare il pallone all'avversario e poi Siclari fa carambolare la sfera su Tampa. Le prime indicazioni di Chilelli verso le sue ragazze. Qui Iochisalo ha cercato Barca, ma il pallone non è arrivato al capitano della Lazio. Lusileia carica la conclusione, non c'è deviazione, rimessa dal fondo per Pepe. Terza giornata che vede appunto Lazio Bitonto, poi Pescara Tiki Taka alle ore 18:30, CMB Futsal VIP alle ore 20. Tanto qui Iochisalo e Pasquale combinano, poi la numero 7 perde il pallone. Possesso per il Bitonto, fermato dall'ottima chiusura di Barca. Domani invece chiuderà il programma Atletico Foligno Molfetta alle ore 16:30, Audace Verona Cagliari alle ore 17, Falconara Lamezia sempre alle ore 17. Riposa in questo turno il kick-off. Tampa in profondità, Pepe bravissima a gigantoneggiare su Diana. L'ultimo tocco in questa azione è di Iochisalo, allora rimessa per il Bitonto. Lusileia si crea lo spazio e calcia! Palla che sfiora il palo più lontano e termina fuori. Arrivano gli applausi per il Bitonto. Pepe, Iochisalo, Barca in profondità a cercare Pasqual. Diana fa oscillare il pallone oltre l'ultima linea di fondo. Josi con le mani in profondità per Lusileia, ha toccato il pallone la numero 10 per ultima, rimessa Lazio. Si gioca da circa 5 minuti, ricordiamo che il cronometro è rotto qui al Palatorrino. Iochisalo lascia la rimessa per a Barca in profondità verso Pasqual, che non riesce a nascondere il pallone. Ora Josi, Diana viene a prendersi la sfera larga a sinistra, in avanti per Lusileia, alle prese con Iochisalo, calcio di punizione per il Bitonto. Qualche trattenuta di troppo per la numero 13 della Lazio. Renatigna sfida Barca, bravissima il capitano della Lazio a rubare il pallone, a involarsi verso la porta avversaria. Barca con la punta cerca l'angolo più lontano, eccolo il primo squillo della Lazio. Josi in profondità verso Lusileia, che questa volta si fa contenere da Iochisalo, rimessa Lazio. Vanessa Pereira fa il suo primo ingresso quest'oggi in campo, eccola a governare la retroguardia della Lazio. Renatigna, c'è la trattenuta di Barca, calcio di punizione per il Bitonto. Renatigna aveva preso benissimo il tempo alla difesa della Lazio. Barca non ha potuto evitare il calcio di punizione e ora Renatigna sul punto di battuta. Ne mette due Pepe in barriera, si tratta di Vanessa e Barca.
Pasquale stringe per la copertura di Diana. Si attende solo il fischio dell'arbitro che arriva ora. Renatigna mette dentro, Pepe la tocca ed evita la minaccia. Bravissima qui il portiere della Lazio, c'era completamente sola Lusileia sul secondo palo. Bitonto che comunque resta in attacco. Diana tocca per Renatigna sulla schiena di Siclari, ancora rimessa a Bitonto. Diana viene incontro Renatigna, Lusileia danza sul pallone, non trova un varco, ora sì per la conclusione di Diana e poi la Lazio ne esce indenne da questo attacco. Siclari tamponata da Giosi e c'è il rosso per Giosi, rimane a terra Siclari, contropiede perfetto della Lazio di Chilelli. Barca in profondità sfrutta la velocità di Siclari che è arrivata prima di Giosi, si è preso il fallo ed ha fatto espellere la numero 1 di Marzuoli. E ora Bitonto 2 minuti in 4. Esce Lusileia per far posto a Sesti. Ora la Lazio può sfruttare questi 2 minuti di superiorità numerica. Iochisalo sul punto di battuta, c'è Pasquale e Siclari larghe e Vanessa che freme perché vuole avere il pallone sui piedi. Fischia l'arbitro. Iochisalo per la brasiliana. Pasquale ancora per Vanessa. Iochisalo, Siclari, Suola cerca un varco, costretta ad andare all'indietro da Iochisalo. Vanessa, la Lazio muove il pallone velocemente. Pasquale ha un po' di spazio con la punta palo, c'è deviazione però, l'ha toccata Diana e allora corner per la formazione di Chilelli. Vanessa, Pasquale, Iochisalo schiaccia troppo il tiro. Rimessa a Bitonto, rientra Cecilia Barca al posto di Siclari. Tampa prende il largo, Tampa supera 2 avversari, poi va alla conclusione. Pepe in 2 tempi blocca. Vanessa, Iochisalo, c'è Pasquale come ultimo dalle parti di Sesti. Iochisalo, Vanessa, eccola servita la spagnola, ancora per Vanessa. Iochisalo, Barca, Iochisalo, Vanessa, Pasquale di prima ancora. Diana a chiudere benissimo. Altro corner per la Lazio. Pasquale scodella all'indietro per Iochisalo che controlla con la coscia, mette giù il pallone e serve ancora la spagnola. Iochisalo, Pasquale, Vanessa, controllo e scarico. Iochisalo, Barca ancora per Iochisalo. La Lazio non trova sbocchi in avanti. Ora sì, Vanessa mette dentro, para Sesti e poi libera più lontano che può Diana. Arriva il supporto dei tifosi del Bitonto verso la sua squadra che ora si trova nettamente in difficoltà. Iochisalo, Vanessa, Pasquale, Suola, Iochisalo spara alto. Le indicazioni di mister Mazzuoli verso le sue ragazze che ora giocano tutte dentro la propria metà campo. Diana controlla il pallone, poi lo scarica sulla destra verso Renatigna. Rientra, tocca per Tampa.
Sta prendendo secondi preziosi il Bitonto, anche se qui ora rischia la numero 7 Diana, concedendo un altro giro dalla bandierina alla Lazio. Entra Conticelli per la fila di Chilelli, esce nuovamente Capitan Barca. Iochisalo sul secondo palo per Vanessa, il pallone che non arriva alla brasiliana. C'è puntuale la chiusura di Renatigna. Vanessa, Conticelli in verticale per Pasquale che difende bene il pallone, poi Conticelli, deviazione, anzi no, ha strozzato troppo il tiro la numero 4 di Chilelli. Ora il Bitonto che è tornato in 5 in campo. Qui viene chiusa Grieco e poi gesto di stizza contro la finlandese Iochisalo. Grieco certamente non ha bisogno di presentazioni qui al Palatorrino, circa 10 anni in maglia biancoceleste, con più di 100 gol in carriera con la maglia della Lazio. Questo è il secondo anno per la numero 20 in Puglia. Qui Vanessa mette sul secondo palo per Pasquale, c'è un fallo in attacco della Lazio, allora si riprenderà con un calcio di punizione per il Bitonto. Lusileia cerca di liberarsi dalla marcatura di Conticelli, riesce soltanto parzialmente, poi va alla conclusione la numero 10, pallone che però esce dal rettangolo di gioco. Entra per la prima volta quest'oggi anche Colucci, che gioca tra l'ultimo del Bitonto e il portiere. Pallone proprio per lei, arriva puntuale comunque la chiusura di Nicoletti. Grieco tiene il pallone e poi lo perde. Colucci torna come un treno mansueto a strapparglielo dalla numero 3. Colucci ha un po' di spazio, si mette in proprio, poi tunnel che non riesce però a confezionare Nicoletti. Lusileia prova la verticalizzazione verso Mansueto. Conticelli però tiene bene la numero 22. Rientra in campo la tuttofare di Chilelli, ovvero Siclari. Tanto qui Colucci prende il tempo a Sesti, poi rimane giù, rimessa Lazio. Altra minaccia per il Bitonto, che in questi minuti sta soffrendo e come la tattica di Chilelli. Colucci qui rimane giù, ha subito un colpo dal portiere Sesti. Si rialza in piedi il pivot di Chilelli, rimessa Lazio. Siclari per Vanessa, tiene il pallone lì, Conticelli! Lazio in vantaggio, ha segnato Conticelli, è 1-0. E ora si fanno sentire anche i tifosi biancocelesti. E Marzuoli che chiama il primo time out della giornata. È arrivato il primo gol in stagione di Conticelli. Ed è la quinta
giocatrice di Chilelli ad andare a segno quest'anno dopo Ranjamir, Yokisalo, Vanessa e Siclari. Ha firmato anche la classe 98. Marzuoli che non credo sia soddisfatto di questa prima porzione di primo tempo. La sua squadra ha iniziato bene i primi minuti, poi però ha subito l'espulsione di Giozzi che ha un po' rallentato i ritmi del Bitonto. La Lazio allora ne ha approfittato ed è andata anche a segno con Conticelli. Riprende il gioco. Ora vedremo la reazione del Bitonto. Lusileia carica la botta, Vanessa. Grieco, non è finito l'affondo del Bitonto. Pallone rimane lì, Mansueto, ancora Vanessa ad opporsi. Corner per gli ospiti. Lusileia, destro, che termina largo. È tornata in campo con un altro sprint il Bitonto. Pepe con le mani. Qui c'è un fallo della numero 22, un po' superficiale. Calcio di punizione per il Bitonto da un'ottima posizione. Esce Colucci, rientra Cecilia Barca. Esce anche Conticelli, rientra Pasqual, ha bisogno di centimetri Chilelli. Lusileia mette il pallone giù, c'è Nicoletti completamente attaccata al palo di sinistra di Pepe. Lusileia o Renatigna? Fischia l'arbitro. Renatigna! Arriva il pareggio del Bitonto, è 1-1. Il pallone diretto in porta è stato sporcato da Vanessa Pereira, che nulla ha potuto sulla puntata della numero 9. Secondo gol in stagione per la classe 93. Parità ristabilita qui al Palatorrino. Vanessa va in profondità. Grieco in qualche modo riesce ad intercettare il traversone della brasiliana. Pepe. Vanessa in profondità. Cercare e a trovare Pasqual. Siclari. Vanessa. Carica la conclusione, sinistro, che finisce fuori. Torna alla carica la Lazio di Chilelli dopo il gol subito. Sesti gioca corto, in profondità per Grieco che non riesce a tenere il pallone in campo. Vanessa. Si ricomincia da Pepe. Cross basso, Pasquale difende bene. Barca, Vanessa. Manovra della Lazio. 1-2 tra Barca e Vanessa. Il pallone di ritorno della brasiliana però è troppo lungo. Rimessa allora per il Bitonto. A Conticelli ha risposto Renatigna. Tutto nel giro dei primi 10 minuti di partita. Bitonto che ora trova un'ottima traccia in attacco. La rimessa però è della Lazio. Incredule sia Nicoletti che Mansueto volevano la rimessa laterale. Ora l'arbitro Antonella Manca richiama Barca per dare il punto preciso di dove
deve battere la rimessa. Pasqualla, spalle alla porta, non riesce con il tacco a servire la corsa di Siclari. Chiude ancora una volta splendidamente Nicoletti. Barca, Siclari sbaglia la traiettoria del passaggio, la numero 5. Ora ritmi che sono calati dopo un intensissimo primo tempo. Grieco sfida la difesa della Lazio, poi va alla conclusione. Bravissima Barca ad opporsi ancora. È il terzo tiro intercettato dalla numero 6. Una vera e propria gigante. In zona offensiva. Ora 1-2 della Bitonto che si chiude. La conclusione di Tampa viene respinta in maniera ottimale da Pepe. Rimessa per il Bitonto che si ripresenta in attacco. Diana viene a prendere il pallone Tampa. 1-2, pallone che filtra, Tampa mette dentro, Cecini ancora a chiudere. Pasqualla all'indietro da Vanessa, alza il pressing Grieco. Vanessa se la cava bene, Vanessa voleva servire Barca, il pallone però era un po' corto. Ora sventa la minaccia Diana, concede comunque la rimessa in zona offensiva per la Lazio. Siclari, Vanessa di prima per Pasqualla, non si chiude l'1-2 con la brasiliana. Ora qui Bitonto un po' in difficoltà, ne esce vincitrice comunque di questo disimpegno. Pasqualla trattiene Renatigna, cartellino giallo per la numero 7. Terzo fallo della Lazio contro l'unico fatto dal Bitonto, che è costato l'espulsione di Giosi. Punizione quindi per il Bitonto da una buona posizione. C'è Diana sul punto di battuta. Pepe mette soltanto Pasquale in barriera. Parte Diana, Pepe vola! L'è andata a prendere sotto l'incrocio. Bravissima qui il portiere della Lazio a parare. Corner battuto, palo! Sul traversone di Tampa si è salvata la Lazio, ma non è finita. Qui controfallo di Mansueto. E allora con calma Barca può battere la rimessa laterale. Veramente formidabile l'intervento di Pepe. Ora Siclari lancia in profondità, Sesti copre su Pasquale, da portiere a portiere, rimessa a Bitonto. Tampa, si muove Mansueto, ecco la servita, poi va la conclusione ancora Pepe. Il Bitonto che sta schiacciando sull'acceleratore in questi ultimi minuti. Ora altro corner per il Bitonto, qui Renatigna sbaglia il controllo e allora rimessa Lazio. Pasquale come sempre va a prendere la posizione di pivot, si mette tra l'ultimo centrale e il portiere. Ecco il pallone lungo, bravissima Diana a mandare via il pallone. Rimessa comunque per la Lazio. Si rialza dalla panchina Lusileia, assente questi minuti, ormai è da un po' che è assente Lusileia in campo. Riparte il Bitonto con Tampa, si fa largo, Tampa! Il Bitonto fa 2-1.
ha preso palla da sinistra, si è centrata e con il destro ha scaraventato alle spalle di Pepe. Ribalta quindi il parziale il Bitonto, prima con Renatigna e poi con Tampa. Cecilia lancia il pallone troppo lungo ed irraggiungibile per tutti. Lusileia difende il pallone su Cecilia Barca. Diana, ancora la numero 7, qui controlla male il pallone, rimessa Lazio. Rientra in campo Vanessa Pereira. Iochisalo, Vanessa, Siclari e Pasquale sono entrambe sulla stessa via. Ora Pasquale tocca il pallone per Iochisalo che tiene il pallone in campo e sbatte addosso a Lusileia. Pasquale è rimasta a terra, preso una botta alla caviglia sinistra la spagnola. Siclari per Vanessa, calcia fuori. Può fare decisamente meglio la brasiliana. Ora qui rischia un po' la difesa del Bitonto, con Renatigna a mettere un po' d'ordine. Lusileia ha un po' di spazio. Renatigna lascia il pallone uscire sul tocco di Iochisalo e rimessa a Bitonto. Diana, bravissima Vanessa a mettersi tra il pallone e Lusileia viene fermata e c'è il cartellino giallo per Diana che ha fermato il contropiede della Lazio. Ammoniti quindi sia il 7 della Lazio sia il 7 del Bitonto, ovvero sia Pasquale che Diana. Punizione per la Lazio sul punto di battuta. Iochisalo dovrebbe andare da Vanessa sulla destra, anche se ora prende una rincorsa abbastanza lunga la finlandese. Parte Iochisalo, palo! Si salva qui Sesti. Lusileia di testa non trova Renatigna, allora Siclari ricomincia dal proprio portiere. Tampa a gigantoneggiare ancora una volta nella propria area di rigore. Diana, Iochisalo qui alza il pressing aiutata da Colucci, ma il Bitonto esce bene. Ora Iochisalo ha preso una botta sulla bocca dello stomaco. A quel punto si spezza il fiato. Ora aiutata da Colucci ritorna in piedi Iochisalo e torna ad occupare la zona mancina del campo. Possesso Bitonto che ora se la cava, anzi no, Colucci interviene sulla manovra del Bitonto, fase un po' disordinata del match. Vanessa ora a mettere un po' d'ordine. Iochisalo, Colucci per Iochisalo, si coordina bene ma calcia male. Siclari recupera un ottimo pallone. Siclari per Colucci, calcia clamorosamente fuori. Occasionissima per la Lazio. Lusileia mette giù
Siamo subito dall'altra parte. Diana mette dentro, Pepe si oppone. Occasione gigantesca per la Lazio, con Colucci che non è riuscita a ribadire in porta da 1 metro. La numero 3 ancora in cerca del primo sigillo stagionale. Renatigna, non si chiude l'1-2 perché c'è stato fallo di Colucci ai danni di Nicoletti, e allora calcio di punizione per il Bitonto. Dovremmo essere oltre la metà di frazione. Ricordiamo qui il cronometro è spento alla palla Torino. Nicoletti, Grieco in profondità non trova una traccia interessante per Lusilei, allora la Lazio può ripartire da dietro. È rimessa laterale e non rinvio dal portiere. Vanessa, Cecilia. Vanessa in avanti per Colucci, difende bene il pallone, poi però lo scarico non è all'altezza del controllo. Grieco, Nicoletti, Lusileia ancora per la numero 6. Ora il Bitonto che cerca di confezionare il possesso, anche se la palla per Nicoletti è troppo lunga. Vanessa si fa padrona, poi però non riesce a tenere il pallone in campo. Grieco, l'ex di giornata va a battere la rimessa, poi scavetto per Nicoletti, bravissima Pepe a mettere il pallone fuori. Bitonto che resta in attacco. Renatigna mette sul secondo palo per Mansueto. Nicoletti ancora verso Renatigna. Nicoletti, possesso ancora per il Bitonto, anche abbastanza prolungato. 1-2, Mansueto, Pepe non è finita. Renatigna, Grieco, pallone in avanti, scarico. Renatigna, Grieco, bravissima Vanessa a prendere il pallone. Colucci, contropiede della Lazio, Colucci mette dentro, Vanessa non riesce ad approfittare dell'errore di Sesti. Graziata qui la numero 15 di Marzuoli, era intervenuta sul pallone, poi lo aveva lasciato lì, non è stata rapida Vanessa a depositarlo in rete. Grieco, Renatigna ancora per la numero 20. Conticelli gli scippa il pallone e poi c'è il calcio di punizione e anche il cartellino giallo, il terzo di quest'oggi. Cartellino giallo per Grieco. Conticelli, un gol e un'ammonizione ha fatto guadagnare agli avversari, direi un discreto primo tempo per la numero 4. Calcio di punizione per la Lazio. Vanessa sul punto di battuta, c'è sola qui sulla destra Barca. Vediamo cosa farà Vanessa. Intanto qui qualche parola di troppo tra Nicoletti, Grieco e Pasqualla. Ricordiamo il punteggio è di 2-1 per il Bitonto, che finora sta ribaltando il momentaneo vantaggio di Conticelli grazie alle reti di Renatigna e Tampa.
pace fatta, e allora punizione per la Lazio. Parte Vanessa, deviazione decisiva di Renatigna in corner. Barca sul punto di battuta, si muovono le calciatrici della Lazio, pallone indietro per Vanessa che non riesce a tenerlo in campo, e allora rimessa a Bitonto. Renatigna viene a prendersi il pallone e a scambiarlo con Greco. Nicoletti di tacco non trova Mansueto, Cecilia recupera, ancora Cecilia Barca, Conticelli, muovono il pallone in zona difensiva le laziali. Poi qui Renatigna esce bene dal disimpegno, scarica sulla sinistra, Mansueto sbatte addosso a Pepe, riparte la Lazio. Vanessa c'è sul secondo palo, Conticelli, non viene premiata. Vanessa qui è andata alla conclusione, fuori misura. Pasqual, Conticelli, Lazio ancora in zona offensiva. Vanessa, Pasqual, fermata sul più bello da Mansueto. L'arbitro dovrebbe aver fischiato il calcio di punizione a favore del Bitonto. Qui si sono scontrate Mansueto e Pasqual. Dovrebbe mancare circa 5 minuti al termine della prima frazione. Ricordiamo i momenti più salienti di questo primo tempo: l'espulsione di Giozi dopo neanche 3 minuti dall'inizio della partita, il gol di Conticelli, il pareggio di Renatigna e il ribaltone firmato Tampa. Conticelli qui non trova Pasqual, rimessa a Bitonto. Grieco trova splendidamente Diana, ha un po' di spazio, Diana ci mette una pezza Pepe, calcio d'angolo per il Bitonto. Renatigna sul secondo palo per Diana che sbatte addosso a Barca che non può evitare il calcio d'angolo. Renatigna, stop, rientra Renatigna con la punta, Pepe salva per la terza volta nel giro di un minuto e poi subito a lanciare Pasquale che non addormenta bene il pallone e si disperra la numero 7. Rimessa a Bitonto. Lusileia difende benissimo il pallone. Diana, uno sguardo avanti, serve Grieco, cerca di aggirare Conticelli e ce la fa. Si rinnova il duello tra le due. Diana trova Lusileia contro Barca, se ne va Lusileia, mette dentro, il pallone rimane lì, Conticelli para con i piedi, la conclusione di Grieco. Grieco, Diana, se ne va Renatigna su Iochisalo, Renatigna per Grieco sul secondo palo per Lusileia, ancora divinamente Pepe. Riparte la Lazio, Pasqual, Conticelli, Suola e ancora verso la spagnola, l'ultimo tocco è della numero 7 di Chilelli, allora rimessa per il Bitonto. Grieco scotella verso Lusileia, bravissima Siclari a capire le intenzioni della numero 20. Rimessa però ancora affidata al Bitonto.
Diana si va dall'altra parte, Lusileia prima di Siglari, Lusileia perde il controllo con il pallone, allora la Lazio può ricostruire da dietro. Conticelli addosso a Grieco, Iochisalo in avanti per Colucci, governa Nicoletti, Diana scusate, con Colucci che ha anche commesso fallo, calcio di punizione per il Bitonto ed è il quinto fallo della Lazio. Il prossimo sarà tiro libero. Diana puntata e pescata Lusileia, si libera Lusileia, Pepe ancora una volta. Finisce qui il primo tempo, Lazio 1 Bitonto 2.
squadre che tornano in campo per darsi battaglia negli ultimi 20 minuti. Il Bitonto che sta vincendo in rimonta 2-1 contro la Lazio nel segno di Renatigna e Tampa. Hanno ribaltato il momentaneo 1-0 firmato Conticelli. Ricordiamo anche l'espulsione di Giosi dopo 3 minuti dal fischio d'inizio. In porta, infatti, come potete vedere, c'è Sesti. Tutto pronto per la seconda frazione, con il Bitonto che batterà dal cerchio del centrocampo con Lusileia. Renatigna subito in verticale verso il capitano del Bitonto, poi lancia in profondità. Pepe riprende da dove aveva lasciato, ovvero a difendere benissimo la Lazio. Rimessa per Sesti, gioca corto da Renatigna sul pressing di Iochisalo. Alla fine il Bitonto se la cava e anche molto bene, perché lì davanti c'è l'onnipresente Lusileia. Pasqual avanza, palla al piede, uno sguardo verso l'auto mancino occupato da Iochisalo, poi si va all'indietro da Siclari. Iochisalo, lancio in profondità, Pasqual evita, anzi no, la rimessa laterale, e allora Bitonto in possesso. La Lazio che non vince contro il Bitonto dalla gara di andata della stagione 2021-2022. In quell'occasione la Lazio ha vinto in casa 3-1, poi ha pareggiato 3-3 nella gara di ritorno. Lusileia, Renatigna da sinistra verso destra, e ora si ritorna sulla sinistra. Siclari intercetta la manovra di Tampa, scusate, e allora rimessa per il Bitonto. Pasqual colpita in pieno volto dal pallone di Diana, possesso però è ancora della squadra ospite. Ora però non si intende Tampa con Lusileia, rimessa per la Lazio. Iochisalo in profondità, troppo alto e troppo lungo il cross della finlandese. Rimessa dal fondo per il Bitonto. Renatigna se ne va su Iochisalo. Renatigna suola, Renatigna, scavetto, e ancora Pepe. Poi reclama una spinta la numero 9. L'arbitro ha lasciato giocare. Bitonto che comunque ha una chance per portarsi sul 3-1. Dovrebbe essere corner e non rimessa laterale. Sì, è calcio d'angolo. Tampa va alla conclusione, prende addosso Barca. Rimessa per il Bitonto. Bravissima Pasqual ad intercettare lo scavetto indirizzato verso Diana. Possesso ancora per gli ospiti. Qui Barca riesce a contenere il possesso del Bitonto e a guadagnare una rimessa laterale. Il capitano della Lazio deve suonare la carica per cercare il pareggio. Qui Siclari sbaglia la traiettoria della traversone verso Pasqual. Renatigna, il Bitonto ricomincia da dietro. Diana, Renatigna, Tampa non trova né Lusileia e non a Diana. Passaggio impreciso della numero 5. Rimessa Lazio. Barca, Iochisalo, Siclari, solito lancia a cercare Pasquale e la trova bene questa volta. Poi Lusileia interviene prima di Iochisalo. Pepe sbaglia il tocco verso la numero 13. Possesso Bitonto. Conclusione
di Tampa sulla manona di Pepe. Secondo tiro dalla bandierina del secondo tempo per il Bitonto. Come sempre a quella zona del campo si impossessa del pallone Diana. All'indietro da Tampa, uno sguardo alla porta, calcia alto Pepe in maniera immediata a cercare Pasquale ma non a trovarla. Ora Barca intercetta il pallone, poi Pasquale con il collo destro deposita fuori. Questa era una ghiottissima chance per la Lazio di ritornare sul giusto binario. Lusileia non prova nemmeno la numero 10 a intervenire sul pallone. Rimessa Lazio. Ora i ritmi sono calati in questa ripresa. Abbiamo vissuto un intensissimo primo tempo. Siclari prima di Renatigna. Iochisalo sbatte addosso a Renatigna e poi con un fallo evidentissimo si libera di Iochisalo Renatigna. Calcio di punizione per la Lazio. Esce Iochisalo, entra Vanessa Pereira. Ora va subito a scambiare qualche parola con la sua compagna Siclari. Vanessa che va ad occupare, come sempre, come suo solito, la posizione centrale, quella davanti a Pepe. Rimane ultima, come sempre, quindi la brasiliana. Traversone dall'altra parte, altra palla irraggiungibile per Pasquale. Sesti rimette il pallone in gioco. Tampa, qui c'è Barca che si accascia a terra, ha subito un colpo da Diana. Ci sono le calciatrici della Lazio che hanno qualcosa da ridire nei confronti dell'arbitro, che spiega che ci sia stato solo uno scontro di gioco. Si rialza Barca, rimessa comunque per il Bitonto. Renatigna sul punto ribattuta. Con sportività la numero 9 riconsegna il pallone a Pepe. Gesto di fair play da parte del Bitonto. Vanessa in profondità per Pasquale. Questa volta il pallone è buono. Vanessa fa correre Siclari. La toccata comunque Sesti per ultima. Allora calcio d'angolo per la Lazio. Il pallone non si trova. Siclari deve abbandonare momentaneamente il rettangolo di gioco. Eccolo. Siclari sul secondo palo per Vanessa che sbaglia, ma Renatigna non approfitta del contropiede. Ora se l'è vista brutta qui la Lazio. Per fortuna di Vanessa, Renatigna non ha confezionato e concretizzato il possesso palla e il contropiede. Siclari, Vanessa, Barca che carica la conclusione, sbatte addosso a Renatigna. L'ultimo tocco è ovviamente della numero 9. Rimessa Lazio. Barca, c'è Pasquale sul secondo palo. Vanessa la cerca ma non la trova. Deviazione ancora Lazio in zona offensiva. Ora deve sfruttare il corposo possesso palla ottenuto dentro la metà campo avversaria, con sempre Siclari che va a raccattare il pallone fuori dal campo. Siclari mette dentro, Barca addomestica all'indietro da Vanessa, deviazione e 2-2 Vanessa Pereira.
deviazione decisiva di Diana, il tiro potente di Vanessa ha trovato la deviazione di Diana che ha ingannato Sesti. Ora il Bitonto che si fa rivedere in avanti con Renatigna e Pepe ancora una volta provvidenziale a salvare. Corner per il Bitonto, all'indietro Mansueto carica la botta, il Bitonto torna avanti, è 2-3. Ora viene mostrata anche una maglietta speciale, sicuramente qualche dedica di Mansueto. Il Bitonto che torna avanti, il pareggio della Lazio è durato pochissimo. Ora deve ricominciare tutto da capo la formazione di Chilelli, ma non deve demordere perché comunque stava giocando molto bene in questa ripresa. Il Bitonto poi dopo il gol subito ha alzato i decibel così come i suoi tifosi e ha trovato il nuovo vantaggio. Vanessa in avanti per Pasqual che non riesce a girare in porta, c'è stato un tocco di Diana e allora giro dalla bandierina per la Lazio. Iochisalo sul punto di battuta, Vanessa parte per ultima, Pasqual, Iochisalo mette dentro, Parasesti, attenzione al contropiede della Bitonto, manovrato da Diana che trova Renatigna, anzi no, interviene in maniera perfetta Pasqual. Pepe, Conticelli, Vanessa di prima per Iochisalo che si nasconde dietro all'avversario e non riesce a prendere il pallone. Renatigna, Mansueto sbaglia la direzione del passaggio, Pasqual non riesce ad approfittare, pallone che torna in campo. Renatigna, Mansueto controlla e mette giù, non ha trovato Nicoletti perché per la seconda volta c'è la copertura perfetta di Pasqual. Nicoletti va a prendere il pallone, Renatigna parte sul secondo palo, taglia ora in mezzo al campo, il pallone per Mansueto che non riesce a girarlo in porta, ancora Mansueto, Grieco, danza sul pallone, poi è costretta ad andare all'indietro da Nicoletti che sbaglia la traiettoria del passaggio, nel possesso è ancora ospite. Rimessa a Bitonto, ricordiamo che il cronometro non funziona qui al Palatorreno, quindi per noi è un po' impossibile indovinare il minuto esatto, dovrebbe comunque trattarsi del quinto o sesto minuto di gioco. Vanessa in avanti, ha commesso fallo Vanessa Pereira, rimessa laterale per il Bitonto. Grieco, Nicoletti, Renatigna, ruggisce Iochisalo sulla numero 9 e Iochisalo poi gli sfila il pallone dalle gambe, l'ultimo tocco è di Colucci, il Bitonto riesce comunque a guadagnare una rimessa laterale. Renatigna, Nicoletti, Grieco, Renatigna in avanti, Mansueto non riesce lo scavetto per Grieco e allora Conticelli a ristabilire un po' di pulizia in campo. Pepe in avanti per Colucci che difende benissimo il pallone, ora un po' di spazio alla numero 3. Vanessa sbaglia il passaggio, Vanessa una traiettoria non da Vanessa, rimessa allora per il Bitonto. Renatigna, Nicoletti,
non riesce a dribblare le due calciatrici della Lazio. Conticelli però ha commesso fallo e allora calcio di punizione per il Bitonto. Nicoletti, Grieco verso la terra di nessuno. La Lazio allora può respirare e pensare: ha colpito in due occasioni il Bitonto, può farlo anche per la terza volta. Eccolo il pallone di Vanessa, Colucci difende, Colucci battaglia contro Nicoletti e alla fine vince la numero 6. Possesso per il Bitonto, fermato, tunnel di Vanessa, manovra della Lazio, Barca sul fondo, può colpire la Lazio e come. Qui in situazione di 3 contro 1 Vanessa ha fatto la scelta giusta, ovvero andare dal proprio capitano che ha calibrato bene la conclusione. Il tiro però è andato di un soffio fuori. Tampa in avanti per Grieco che travolge Iochisalo. C'è il calcio di punizione per il Bitonto. Un po' nervosa qui Grieco, anche un gesto di stizza verso i confronti della finlandese. L'arbitro ha punito l'intervento di Iochisalo, anche se a me sembrava più fallo di Grieco che della finlandese. Nicoletti in avanti, Mansueto non si libera di Barca e allora contropiede della Lazio. Colucci non fa correre Vanessa e poi il Bitonto spreca il pallone in avanti. Pepe è pronta a rientrare in campo Siclari. Intanto Barca va profonda da Colucci. Vanessa, Barca, Iochisalo suola e poi non vince il duello con Tampa, anzi sì, perché la rimessa è per lei. Rientra in campo Lusileia. Iochisalo sul punto di battuta, lascia il pallone a Barca che va forte sul secondo palo, si salva il Bitonto, rischio autogol per Nicoletti. La gamba della numero 6 ha trovato il petto di Sesti. Ora lamenta una spinta Tampa, rimessa laterale per la Lazio, non c'è nulla per l'arbitro. Ora al colloquio Vanessa con Pepe, dal suo labiale e dai suoi gesti la brasiliana vuole che il pallone venga girato più velocemente. Rimessa laterale ancora per la Lazio. Vanessa sbatte addosso a Lusileia, poi tenta da fuori Barca, tiro impreciso. Sesti rimette il pallone in campo. Tampa in pieno volto per Vanessa. Qui c'è il fallo di mano della numero 77. Grieco all'indietro, Nicoletti, Lusileia non difende bene il pallone. E allora possesso Lazio, Pepe scodella in avanti, troppo corto il traversone per Colucci. Pepe, ci sono due calciatrici addosso a Colucci pivot. Vanessa con la punta in avanti, Sesti e far ripartire veloce le sue compagne. Lusileia mette dentro Pepe, copre bene il secondo palo, corner per il Bitonto. Lusileia trova Grieco, da fuori Grieco, in pieno schiena stata presa Siclari. Possesso ancora della Bitonto. Nicoletti verso nessuno. Torna in campo Iochisalo al posto di Vanessa. Siclari va verso il pallone e batte. Questa rimessa laterale, pallone in campo allora. Pepe, Siclari, Iochisalo,
tornata a fare il pivot Pasquale, il pallone lungo per lei, Sesti non lo tiene e allora Yokisalo non si capisce con Pasquale, si salva il Bitonto. Come sempre Siclari va a battere la rimessa, c'è Cecilia Barca che parte dietro, Siclari tocca e poi Lusileia concede un'altra rimessa laterale. Siclari, vediamo se lo schema è lo stesso. Sì, Cecilia mette dentro, deviazione decisiva di Grieco, è 3-3. Parità nuovamente ristabilita al Pala Torrino. Bravissima Cecilia Barca, la Lazio aveva bisogno di lei e lei ha risposto presente come sempre. Renatigna, Pasquale, ora la Lazio può sfruttare il momento non del Bitonto, l'ultimo tocco è di Tampa e allora calcio d'angolo per la Lazio, spinge tutta la panchina biancoceleste. Chinelli vuole questa vittoria, cura maniacalmente i dettagli. Yokisalo ora non va a prendere il pallone corto di Siclari, può uscire il Bitonto, contropiede del Bitonto, Renatigna dall'altra parte per Diana che di punta prende il palo, contropiede quasi perfetto del Bitonto, ha fatto tutto Renatigna, poi la conclusione stampata sul palo di Diana. Pasquale non tiene il pallone in campo e allora rimessa per la formazione di Marzuoli. Marzuoli calmo, impassibile in panchina, sta studiando certamente una mossa per colpire nuovamente la Lazio. Ora dà uno sguardo in panchina. Yokisalo, Diana, ricomincia il Bitonto da dietro, Tampa in avanti per Lusileia, difende bene il pallone, Renatigna, Diana ancora verso il numero 10, Diana, uno sguardo alla porta, poi va all'indietro da Renatigna, Lusileia perde il contatto visivo con il pallone, bravissima Siclari come un avvoltoio a toccare il pallone in rimessa. Bitonto ancora in avanti, qui Tampa si sbatte addosso a Siclari, l'ultimo tocco è di Renatigna, rimessa per la Lazio. Barca in profondità trova la gambona di Lusileia, altra rimessa per la Lazio che può respirare e studiare un nuovo piano per colpire nuovamente il Bitonto. Yokisalo in profondità, Pasquale non aggancia bene, rimessa per il Bitonto affidata a Diana che va lunga da Lusileia, controllo come sempre magistrale, Lusileia va dentro, bravissima Pasquale a coprire e poi Cecilia Barca mette fuori senza tanti complimenti. Renatigna si libera in qualche modo dalla pressing di Yokisalo, Tampa carica la conclusione, Cecilia si oppone e poi la Lazio può uscire, contropiede della Lazio con Siclari che ferma la manovra e ricomincia saggiamente all'indietro, poi Barca fa carambolare il pallone addosso a Lusileia, possesso Lazio con Vanessa Pereira che torna in campo al posto del suo capitano. Guadagna un paio di metri la brasiliana, mette dentro Pasquale, Diana
respinge la minaccia della Lazio. Ora può ripartire il Bitonto. Vanessa travolge Tampa con esperienza. Fallo tattico della numero 77, calcio di punizione per il Bitonto. Palla affidata a Diana, un paio di metri di partenza. Pasquale copre il primo palo in barriera di Pepe, fischia l'arbitro. Parte Diana, prende in pieno Vanessa che capisce tutto, poi da guadagnarsi con i denti una rimessa laterale preziosissima. Renatigna, attaccata ancora da Vanessa, questa volta vince la numero 9. Renatigna ha un po' di spazio, Tampa mette dentro Vanessa, toglie la minaccia, poi Siglari in avanti per Pasquale, Sesti direttamente dalla sua porta, ha provato la conclusione da lontanissimo Sesti. Pepe non si è fidata della presa e a smanacciare in corner. Iochisalo davanti a Lusileia, mette il pallone in rimessa laterale. Siamo giunti alla metà di tempo, 3-3 tra Lazio e Bitonto. Qui la conclusione di Tampa. Pepe questa volta agguanta la presa, poi sbaglia però la ripartenza. Qui Siglari con Diana non fanno amicizia le due. Siglari comunque guadagna una rimessa, una calcio di punizione. La tuttocampista di Chilelli fa veramente qualsiasi cosa in mezzo al campo, difende, lotta, fa assist, lancia in profondità e segna anche il punto guadagnato a Molfetta. Infatti alla sua firma Iochisalo. Vanessa, traversone dentro l'area di rigore, troppo lungo il passaggio della brasiliana. Vanessa intercetta un altro passaggio, Vanessa conclude, illusione ottica del gol, time out chiamato da Chilelli. Di sicuro non ci stiamo annoiando. 3-3 tra Lazio e Bitonto. Ha aperto le marcature Conticelli, ha pareggiato Tampa, poi Renatigna per l'1-2, poi il nuovo pareggio firmato Vanessa Pereira, poi il Bitonto è tornata avanti con Mansueto e poi infine l'autogol dell'ex greco sta regalando il pareggio alla Lazio. Partita che molto ritmata nel primo tempo, tantissime occasioni sia da una parte che dall'altra. La Lazio sta facendo una partita gigantesca contro il Bitonto, oltre ai 3 gol segnati è andata vicina più e più volte al vantaggio. Ora fine time out, esce Vanessa, torna in campo Capitan Barca, il pallone è tra le mani di Sesti. Diana, Tampa, Renatigna, le solite 4 per Marzuoli. Lusileia, attaccare la Barca, capitano contro il capitano. Lusileia non trova uno sbocco in avanti, allora va laterale da Diana che pensa al tiro, poi ci ripensa, ancora Lusileia. Tampa,
Lusileia ha un po' di spazio, Lusileia, Pepe! Tiro dalla bandierina per il Bitonto. Qui è a terra Jokisalo. Deve intervenire lo staff medico della Lazio. Mette il portiere di movimento Marzoli. Si tratta di Mansueto. E qui se la rischia Marzoli. Chiaro segnale alle sue ragazze. E ora Chilelli studia la contromossa. Si rialza per fortuna Jokisalo. Che va ad accomodarsi in panchina. Entra al suo posto nuovamente Vanessa Pereira. Tampa. Fischia l'arbitro. Ricomincia all'indietro dall'ultimo della Bitonto, ovvero Diana, che ora combina con Mansueto. Renatigna muove velocemente il pallone, il Bitonto. Cross dentro, Vanessa, porta sguarnita, Vanessa sbaglia la traiettoria. Il portiere di movimento, un'arma a doppio taglio per Marzoli, gli permette di giocare con un uomo in più dentro al campo, poi però lascia scoperta la porta. Mansueto, Renatigna, Tampa, Diana, Mansueto, Lusileia, ancora verso Mansueto, Diana, Renatigna, Mansueto, Lusileia, si torna dal capitano Pepe, bravissima a prendere il pallone e poi a sbagliare il rinvio il Bitonto, quindi resta in avanti. Diana, Mansueto, Diana, Renatigna, c'è Lusileia sul secondo palo completamente libera. Tampa, Mansueto, copre bene la Lazio ora difensivamente. Mansueto, Tampa ha un po' di spazio. Diana, ancora verso la numero 5. Mansueto, Chilelli sta pilotando le sue calciatrici dalla panchina. Renatigna, Diana, Mansueto, Lusileia di prima mette dentro, non chiude l'azione Tampa. Ora rientra in campo Sesti. La Lazio può respirare e governare, anche se ora la traccia di Vanessa è sbagliata per Pasqual. Riesce Sesti, entra Mansueto, Diana, Mansueto, Lusileia, Mansueto, Tampa, sul lato destro Mansueto, calcia addosso a Siclari. Entra Colucci al posto di Pasqual. Bitonto ancora in avanti, Renatigna mette dentro Colucci, sventa la minaccia e poi traversa di Lusileia. Time out. Secondo e ultimo time out di tempo. Minuti e mezzo al termine di questo bellissimo match. 3-3 tra Lazio e Bitonto. Ora le ultime indicazioni dei due mister. Il Bitonto vuole vincerla, ma la Lazio ha le armi per far male agli avversari.
e lo ha dimostrato. Il Bitonto con il portiere di movimento secondo me rischia tantissimo. Pepe, lancio lungo a cercare Jokisalo, interviene Diana, poi Jokisalo sporca il pallone, Siclari fermata sul più bello, Barca poi a mettere un po' d'ordine, rimessa per il Bitonto, torna in campo Mansueto come portiere di movimento. Diana, Mansueto, Renatigna, ancora verso la numero 22, Lusileia, la sua solita zona sinistra del campo, Lusileia, Diana, Tampa, Lusileia, Mansueto mette dentro il muro, alzato da Barca ancora una volta. Renatigna, Tampa, Diana, Mansueto, giro palla solito del Bitonto che ha chiuso la Lazio in questi ultimi secondi. Tampa, Siclari interviene, poi la conclusione di Diana, si salva la Lazio ma non è finita. Mansueto, Tampa, c'è sul secondo palo Lusileia, Siclari ora va a coprire la traiettoria. Renatigna, Diana, Suola, Mansueto, Lusileia mette dentro Vanessa, Siclari di punta, Siclari sul fondo, rischia e rischia tantissimo Marzoli col portiere di movimento. Renatigna va con il mancino sinistro che termina abbondantemente largo. Poco più di un minuto al termine della gara, 3-3 tra Lazio e Bitonto. Pepe in profondità, non trova Jokisalo. Il Bitonto rimette il pallone in campo con Diana che serve ma male. Renatigna, allora la Lazio con calma può gestire e magari anche regalarsi gli ultimi secondi di attacco. Vanessa di prima per Jokisalo, questa è buona, la rimette dentro, prende solo l'esterno della rete. Rimessa a Bitonto, Renatigna, esce Sesti, rientra Mansueto, Renatigna, Mansueto, Diana. È sempre lì il Bitonto, è sempre lì a duettare sulla metà campo della Lazio. Qui Lusileia non riesce ad indirizzare in porta, calcio d'angolo per il Bitonto. Renatigna, Tampa mette dentro, Lusileia tocca per Mansueto, Siclari prima della numero 22, l'ultimo tocco dovrebbe essere della calciatrice di Mazzoli e infatti così è, rimessa Lazio. Manca pochissimo alla fine della partita. Ora l'arbitro Antonella Manca mette il pallone nella posizione giusta. Pepe, scodella per Jokisalo, arriva prima Diana che prende sulla bocca dello stomaco Vanessa, li fa male, li fa molto male, infatti Vanessa è a terra. Stiamo agli sgoccioli di questo Lazio Bitonto. Ora lo staff biancoceleste va a sincerarsi delle condizioni della brasiliana. Diana sul punto ribattuta a battere quest'ultima rimessa laterale, cross dentro,
e il gol non è buono, perché finisce la partita poco prima che il pallone oltrepassasse la linea di porta. Finisce allora 3-3, un enorme Lazio pareggia contro il Bitonto, ha aperto le marcature Conticelli, ha pareggiato Tampa, poi l'1-2 firmato Renatigna, il 2-2 targato Vanessa, poi il nuovo vantaggio del Bitonto con Mansueto e poi l'autogol dell'ex della Lazio Grieco per il definitivo 3-3. Sta per terminare anche la nostra diretta. Una buona serata e una buona domenica da Matteo Bonacorsi.